Allora, voi avete condotto tra l'altro anche una ricerca, vero dottoressa? Sì, adesso... Siamo partiti dal discorso delle persone anziane, a chi rivolgersi, cosa fare, no? Sì, attualmente stiamo facendo una ricerca in collaborazione con l'Università di Padova, è una ricerca rivolta agli anziani soli che hanno perso il proprio coniuge per Covid. E questa ricerca quindi andrà proprio ad esplorare quali sono i vissuti e anche le possibilità di offrire aiuto a queste persone che hanno vissuto questo lutto. Infatti, quindi che tipo di aiuto dare anche concretamente? Sì, di che cosa hanno bisogno queste persone, glielo vogliamo chiedere a loro proprio. Ah, chiederlo direttamente a loro. Sì. Ma riesce una persona concettuale, ecco qui vediamo anche un abbraccio, il bisogno di un abbraccio di una persona vicina, questo potrebbe essere anche emblematico. Uno riesce a oggettivizzare di che cosa ha bisogno? Ecco, io credo che questo sia proprio l'obiettivo della ricerca, cioè la possibilità insieme al diretto interessato, quindi in questo caso un anziano solo che poniamo ha perso la moglie per Covid, poter capire insieme attraverso una serie di domande ovviamente pensate insieme su quali sono le sue necessità. E magari anche poter esprimere quei bisogni che non viene spontaneo, diciamo così, condividere o che non si ha la possibilità, perché quando si è soli è difficile poter... Molto difficile, infatti. Relativamente al fatto a chi rivolgersi, si diceva anche un po' fuori onda, le associazioni, le fondazioni, cioè, dove soprattutto anche lavorano professionisti, tra l'altro, sono, in genere, sono serie per lo più e sono fatte di persone che hanno dato vita a queste associazioni perché in primis sono state coinvolte da una problematica. Sì. Però è difficile a volte sapere che ci sono. Sì, comunque ci sono, le associazioni sono iscritte anche negli albi comunali, per cui anche il comune stesso può dare delle informazioni sul tipo di associazione, perché sul territorio ce ne sono tantissime, tantissimo, noi soprattutto qui nel Veneto, che è una fortuna, è una fortuna perché sì, per tantissimi tipi di problemi, per cui secondo me se uno non ha l'occasione appunto di avere delle informazioni da qualcuno che conosce, anche una telefonata in comune per sapere quale associazione c'è, e di solito insomma, lo si fa per passione e per dare un aiuto, per cui sicuramente le associazioni sono credibili. La cosa che mi ha colpito anche quello è la reazione che le reazioni diverse delle persone davanti a un lutto inaspettato che colpisce, e come anche instradare queste reazioni. Cosa fate voi tecnicamente? Beh, diciamo che innanzitutto noi diciamo alle persone che il lutto non è una patologia, ma è un evento tragico che succede, che può succedere nella vita di una persona, e che questo evento per ognuno è vissuto in maniera differente. E quindi già questo dà la possibilità alla persona di sentire legittimate le proprie emozioni, che sono diverse anche proprio all'interno dello stesso nucleo familiare, possono essere molto differenti. Quindi ecco, già questo è un primo passo. Normalizzare quello che stanno vivendo le persone, dire che appunto è legittimo che possano vivere emozioni differenti, e poi soprattutto accogliere quello che la persona si sente di esprimere in quel momento, che può anche variare di giorno in giorno, quindi tenere conto anche di questo aspetto proprio della reazione emotiva. Il supporto di farmaci di vario genere è importante, può esserci, è meglio evitarlo, quindi ci sono delle strategie che possono essere apprese per non ricorrerci, oppure a volte può essere inevitabile? Ma anche questo dipende dalla persona, nel senso che è soggettivo. Non credo ci sia una risposta giusto o sbagliato, credo che in base a quello che la persona sta vivendo in un momento di grande sofferenza, perché non farsi aiutare anche da un supporto farmacologico, quindi noi offriamo anche proprio questo tipo di supporto se la persona sente che è un momento in cui ha bisogno di avere anche questo tipo di aiuto, insomma. Ci sono dei tempi di elaborazione del lutto che si possono dire? Cioè,
dopo un anno, 2 anni, 5, 2 mesi, so che è soggettivo e tutto, però qui stiamo parlando di un lutto, non la morte di una persona che per uno può essere importante oppure no, pur essendo magari il genitore, il coniuge, magari uno aveva un legame di un certo tipo, ma che è normale superare normalmente nelle situazioni ordinarie. Dei tempi quindi? Allora, i tempi per il lutto traumatico sono un grande punto di domanda, cioè nel senso che sicuramente c'è una fase iniziale di shock e questa è una fase che possiamo dire tipica e frequente nella maggior parte dei casi, ok? E poi è un lutto che ha un moto, diciamo, un po' oscillatorio, quindi ci sono dei momenti di ripresa, dei momenti in cui invece si sta un po' peggio e credo che più che quantificare il tempo sia la qualità del tempo, cioè rendere questa oscillazione il più, mi passi il termine, pianeggiante possibile, cioè poter tenere insieme il dolore e la vita quotidiana senza appunto avere questi fortissimi momenti di ricadute, ecco. Secondo lei, dottoressa, e poi riempirsi il tempo può essere utile? Non so esattamente, sì, cioè riempirsi il tempo, non saprei, perché io posso parlare per la mia esperienza, credo che anche un tempo da soli, cioè l'importante è fare assolutamente quello che uno si sente di fare, non sentirsi forzato dall'esterno di fare qualche cosa, nel senso che appunto le persone sono diverse, bisogna cercare di capire però se il lutto si protrae, cioè se questo, non chiamiamolo lutto, ma questo momento di disperazione si protrae per molto tempo, se uno non riesce a dormire mai la notte, se uno si chiude in casa, allora in quel caso lì ci sono delle problematiche che entrano e uno dovrebbe rendersi conto e rivolgersi a uno specialista. Quindi diventa allerta. Però i tempi sono variabili, non si può dire tu in un anno starei meglio, oppure cioè, è soggettivo assolutamente. Sì. Io vi ringrazio, siamo giunti al termine, grazie alle nostre ospiti, grazie alla The Lehud Fund di occuparsi di queste situazioni molto drammatiche ma altrettanto importanti, aiutando le persone, un'associazione no profit di volontariato fatta anche di professionisti. Io ringrazio voi telespettatori, ecco qua vediamo appunto il sito per avere tutte le informazioni, poi c'è anche il numero verde a cui rispondono un po' da tutta Italia per dare un supporto, un consiglio o anche un aiuto su dove trovare associazioni analoghe che danno fisicamente una mano. Grazie a voi, la puntata la potete rivedere in replica nel nostro sito, grazie alle nostre ospiti e ci vediamo domani.